Eccola, Mandi, Ecco. Mandi, 16 gennaio 1944, 80 anni or sono, di notte, bombardieri inglesi lanciano spezzoni, provocano dei morti fra San Vito al Tagliamento e Morsano, insomma, di che bandis là. L'azione sciagurata ebbe inizio sopra il territorio di Biauzzo di Codroipo e si conclude nella bassa fra Morsano e Teglio Veneto, insomma, perché i comuni giù di là. Accurata ricerca storica, meticolosa e puntuale da parte di Lauro Nicodemo, studioso e storico, eccolo qua il mio amico Lauro, eccolo qua, Mandi, con questo libro che poi vi faremo vedere nel e con il frontespizio. Ascoltimi Lauro, allora è 16 gennaio 1944 Dignot. Secca su 6 di che bandi là, scominciamo, dai. Certo, è una domenica, verso le ore 22. 22. Scomincia a Biauzzo appunto dei bombardieri che sono stati intercettati da caccia tedeschi e italiani, perché poi che la zona lì, Campoformido, Maniago, cioè lì alle plene di aeroporti della Repubblica Sociale. Vegni intercettati e scomincia a buttare su tutti questi bomb, perché il bombardiere, essendo più lento, la bisogna darsi via in maniera più veloce, perché lo sono partiti in Puglia, quindi bisogna che rientri, e scomincia a Biauzzo. Io ho avuto la fortuna di aver trovato alcune testimonianze orali per poter capire cosa che realmente è succeduto, perché l'interesse della ricerca non era quel che era par di sora, che magari uno è arrivato all'archivio della RAF Sì, e all'IES che l'aereo è passato, eccetera, sì, eccetera. ma che era sotto? Ma per altri l'importante è capire cosa che era solto, perché è questo che ne dà la sensazione, la precisione della guerra, perché quel che è di sora no. E vi avuto la fortuna, un dì che si è giunto a Biauzzo, che era un rosario di un funerale, perché il paesotto alle piso, l'eglise si rada, non sempre è facile entrare, e ho avuto la fortuna da trovare, e che portare la testimonianza, di una siruta che aveva una certa età, e che la volta che mi ha contattato, e che lì, avendo un po' di sofferenza di claustrofobia, non è sciampata, non è giù da tai rifugi rurali, che si faceva, che i contadini si facevano i rifugi, ma soffrendo questa claustrofobia è giù da sul bosco, vicino, non è molto lontano dalla Glese, e si è buttato dentro. Ecco. Il nome di questa siruta è Cecilia Scaini. Cecilia Scaini. Allora, adesso, Cecilia Scaini, Mandi Cecilia, io la saluti, la Cecilia, ma sai che è mia cugina. La Cecilia è mia cugina. Io, insomma, mi tocca a dirlo, io sono nato a Blaus di Codroip, proprio che è il paese lì, sono nato l'antiu non verso il Tilimento, ma verso il Mulin, verso l'Anta Codroip, 200 metri più in là. Una volta era in bottega lì che si chiamava il signor Nelo della la canonica, Nelo dalla bottega, l'asilo, la casa da lavoro, io sono nato lì. Mandi Sicilia, un'abusata a te e a tutti gli abitanti di Blues, tutto dito è un paesuto, ma saranno 100 anni, sia 100%, con i Giatus, con i Ciannus, insomma sono in tanto. E avevi di dire che questa roba, perché hai massa biele e mi vedo in groppa. Mandi un'abusata a tutti i fantasmi di Blues. Vai. Ecco, passa questo, cioè passi a butti di ispezione, la fortuna è che però la testimonianza Sì. della Cecilia e di altri che eri lì non sono stati nessun morto a Blaus, perché una ricerca adesso sembra risica di Sicanderone, però non, è difficile che gli sia di stare qualcuno, perché entrando all'interno della Glesia sono due quadri, Sì. sono due quadri che fanno riferimento proprio uno che ringrazia la Vergine per l'intercessione perché non è succeduta assolutamente noi, al punto che fanno un ex voto e fanno la processione per ringraziare la Vergine ogni 16 luglio di ogni anno. Sì, lì a Tortora al Carmine, di che bandi lì. Ecco,
E pertanto con questi due quadri, un da un lato, un dall'altro, è difficile pensare che fosse stato un muar, perché proprio il parroco di Alera, che era Don Guglielmo dell'Angela, ecco, Don Guglielmo dell'Angela, e non varisci disin così, mi tutti in moto. E non sarei stati di no? No, anche perché atti di morte, il funerai, eccetera, pertanto proprio questa intercessione, questo alle cadisi, la gente del Bus è stata la Madonna che è intervenuta. Fermiti un momento, Lauro, scominciamo a Viodi, regia ci mandi quattro, ecco, per non dimenticare questa qui è la copertina, no? Sì, il frontespizio dalla tua ricerca. Sì. Andiamo avanti, Davide, all'inizio avanti. Chi sta? Questo è il monumento di Morsan, sempre la stessa sera di che il 16 a Morsan ha buttato su queste ispezioni, ha scommessi a fare dei muars. Prima però di arrivare a Morsan, dove si essi, alle Carbona, che è in comune di San Vito del Tagliamento, e lì hanno fatto due muars. Questo è sempre la cerimonia dell'inaugurazione del monumento, perché sono stati 9 muars a Morsan. Il proprietario del terreno dove è stato fatto il monumento, che questa è tutta quanta la cerimonia, un certo Simonato, che è Erminio Simonato, che è stato quel che mi ha spiegato tutto quel che realmente è succeduto. Lui è stato così talmente preciso che mi ha indicato anche i punti esatti di dove sono stati i muars. Questa è una tessera dello Zoppo, dei partigiani dello Zoppo, perché lui aveva sui 17 anni, era iscritto, aveva cominciato a partecipare all'attività dello Zoppo, e con lui, fin il Covid ne l'ha portato via, fin all'ultimo dì, lui questa tessera l'aveva sempre in sacchetta, perché io mi sono trovato al bar lì a Morsan e gli fa l'intervista e mi ha fatto di questa tessera. Ma che è interessante, non è la tessera, eccetera. È che lui, qualche di prima della fucilazione di Cheia Porsus, era Porsus. Ah, ecco. Cioè, quindi un fatto estremamente importante, cioè, quindi è stata già fortunata. Perché che sono estremamente importanti queste testimonianze? Perché lui è emigrato in Canada e pertanto è stato un bel periodo di tempo fuori di Morsan e non è stato condizionato da quelli che erano le voci che dopo si cambi e si modifichi. È sempre stato abbastanza neutrale, ma è stato così preciso perché gran parte di Moassa sono venuti perché si trovava tale sostala, in via Latisana, tale strada che da Morsan si va verso Mettin, il mare. E lì casa colonica, abbastanza grande, eccetera, eccetera. Eri circa 20 persone che suiavi a tombola, perché all'era di domenica, una volta alla domenica, all'era freita si trovavi tale stala, la mamma addirittura 5-6 mesi di ospedale, eccetera. Ha un fradi che ancora oggi, adesso credi che sia ancora in vita, che ha una piccola scheggia ancora dal polmone, che non hanno potuto giavarla. Quindi lui è stato estremamente preciso, perché questo ricordo è un ricordo che l'ha portato via con lui anche in Canada. Ecco, allora io adesso torni di qua a un momento sulla emigrazione, perché chi da una dalle domande che io vediamo questa, questa che è un documento, se legge. Questo qui è il socio numero 546, che è sempre di Simonato Erminio, che è sempre la tessera dello Zoppo. Prima, che parlavi. Andiamo avanti, ancora due, Davide. Ecco, questo qui sono sulla destra della lapide, sulla destra, le due ultime, tre, ma le due ultime sono le due sorelle Bianchin, che sono le due morti di Carbona, e questo è il Ciampanelli di Carbona. Ancora una, Davide, dopo continuiamo con la narrazione. Ecco, questo è sulla destra è il monumento che è stato fatto a Sussolins. Eccolo là. Per le 8 morti che sono stati a Sussolins. Uno è
a Sintiel, ma di una femmina, però chi lei aveva rappresentata all'interno di questo monumento, ma chi che è molto importante è il caret. La bandiera italiana ha un caret. Sì, sì, sì. Che il caret lì, fortunatamente... Poi all'albero, sì, che lì è un caret, non caret che si usava una volta, che il caret lì all'estate, il caret che sono stati portati noirs a casa. Quindi è un monumento, che lì realmente è un monumento, è una cosa straordinaria. Al centro sono i nomi e le fotografie dei zovis. Sì. Allora, sta attento, io qui hai una domanda, un argomento che quando lei l'esuda, e dice, ma come? Allora, qui si parla di un film western a Cordovado. Sì. E come mai sono certe persone che hanno avuto il desiderio e la voglia di vedere questo film western? Vediamo, la regia probabilmente hai un pistolero da qualche parte. Sì. Eccolo qui. Ecco qua. Eccolo là. Come è questa roba? Allora, e chi, prima ancora da sapere cosa che era succeduto a Morsan, cosa che era succeduto a Carbona, cosa che era succeduto a Biuzzo, a Blaus, rientra a te un emigrato, che era emigrato dagli anni 50, che per oltre 70 anni è sempre stato, ha fatto un anno o due in Francia, dopo le partite in Canada, è sempre stato emigrato. Aveva la moglie, dopo è venuto a Los Angeles, aveva la sorella, muore la moglie e la sorella, lui è rientrato a te all'isola dei Nevos, dove abitava una volta, e lui si è ricordato il nome dell'attore che sono giusto a Viodi che la sera, perché che la sera, che da Susolinsky, che sono morti lì 8, perché una era una femmina da Sintiella, sono giusto a Viodi che questo film, era di domenica, sono partiti in bicicletta, si sono trovati a Cordovat, e lui si è ricordato del nome dell'attore Thomas Edwin, che sarebbe il cowboy che vi investe, americano, che ai Sarisi l'attore, certo, che era un personaggio mitico perché era venuto in Messico, era quel che era prima di John Wayne. Cioè, quindi questo è un fatto che nella storia cinematografica è estremamente importante. Ma perché che era questa senatrice Vedin in vinganza del telegramma? Ecco lì. Questo qui, ma perché che avevi creato questa curiosità? Ma ancora voi si vedi l'anziano che plasviò di un film western. Non è a caso, perché durante il periodo fascista la censura aiutava censurare, non volevi fare i film americani. Ma no. No, perché? Perché altrimenti si dà massa importanza all'America. Sì. E perché? Anche questo durante il periodo fascista, che era l'Istituto Luce, eccetera, ma in ogni paese era una sala cinematografica, perché io mi ricordo a Tei, Cordovat, Fossalta, cioè tutti i piccoli comuni anche avevi la loro sala cinematografica, noi che la di adesso, ogni paese. Perché? Perché attraverso la cinematografia avevi da creare l'educazione verso il fascismo. Anche quella era uno strumento per poter avvicinare la gente al fascismo. Quindi era chiaro che dovevi bloccare i film western, perché uno dice, ma quando mai faceva il film western? Ma non dovevi fare vedere che americani si muovevano in un certo e determinato modo. E anche questo è stato importante. E questo anche legato all'emigrazione. Allora, ritorniamo un momentino a Blaus, e alla Glesie io ho bisogno che lo dici che mio papà, me pari, in che anni la Tor, che si chiamava Nello Scaini, ha fatto il Muni, le persone anziane che sono a Blaus, si lo ricordi, perché mi pare che era dal 23 e Ambares 90 e Ciapile, insomma, quindi potresti essere, insomma, no, scusate, vabbè, potresti essere, ma ha fatto il Muni in che anni,
E io gli salutai, e non lo fai mai, ma stavolta A Titoce. a Mitoce, i saluti uno dei fratelli di mio papà, me Barbe, che è un professore, che è stato con Beppino, Giuseppe Scaini. Mandi, Beppino, una imbrassade, una grande imbrassade a Beppino me Barbe. All'indavanti, penso che chi ha una definizione, no, adesso che sono tutto agitato, fammi io diciamo un par di fotografie, Davide, sono belle queste. Ecco questo. Sono gli sgrifis che Sì, allora... sì, là che è l'apparecchio in alto. Sì, lei l'apparecchio, no? E questo è come l'orcolat. L'orcolat che arrivava Sì. in Friuli 76 col terremoto, ma che è arrivato qui aerei. Io Questa qui è una interpretazione che è stata data dall'artista che ne fa la copertina, perché se si vede in altri libri, sì, che è l'Annalisa Gasparotto, che ne ha fatto una decina di tabelle di questo tipo. Perché? Perché, come anche la copertina, vedi anche dopo magari in caso non c'è chi sta spiegando, perché viene non solo fatto un elemento di carattere storico, ma viene cercato di mettere in evidenza anche l'aspetto artistico. La pittura, l'arte sulla guerra ha sempre avuto un significato estremamente importante e quindi in qualche modo cercato di mettere in evidenza anche un aspetto artistico, parvioli come che anche l'arte ha ancora la percezione della guerra, perché questo libri non è un libro istruttivo, mettilo tra virgolette, è un libro che ha la volontà, l'obiettivo educativo, istruire rispetto alla scuola, rispetto all'università, rispetto agli istituti scientifici, a un'associazione come quella del Focolare Furlan che aspetta educare alla pace, che continuamente al cerca per dire Santo Padre, ma me cosa che mi diceva una volta, Lauro, hanno ascoltato innanzi il Papa, e allora vuol dire che sì, molto male. Ecco, quindi questo qui ha questo significato, l'orcolat che arriva non col terremoto, ma che arriva con i bombardamenti. Grazie Lauro, oltre ad essere un amico è una persona competente, lo sentite, che scandisce proprio insomma, le parole con particolare precisione. Io volevo dire, ecco Davide, adesso ce ne fai passare 7-8 perché ce ne sono tante, sì. E tu, che chi a lei? Ecco, che chi è un... Sì, questo qui è un bombardiere, perché è un dettaglio che ha abbastanza una certa somiglianza, si tratta di capire che in termini precisi all'esut. Questo qui ad esempio è un bombardiere B-24 che è una fotografia che mi è stata data da Rino Dalla Bianca, che è di San Paolo e di Mossano al Tagliamento, che varrà oltre 5.000 fotografie, un patrimonio straordinario, e questi sono gli aerei che sono i bombardieri. Andiamo avanti. Ecco, questo qui è San Michele e la Tisana. Eccolo là. Quando Cavegni, ecco, bombardas, e la foto è sempre di Rino Dalla Bianca. Andiamo avanti, Davide. Vai, ecco che chi ha le sempre... Questo qui ha sempre il caccia bombardiere, che lo chiamavi Pippo. Oh, Pippo! Pippo, che era di notte, io li sentivo parlare, ma che non eri al mondo, in che volte. Io ho sentito parlare tanto, anni dopo, che eri vicino che contavi di non, vai avanti, Davide, bellissimo. Sì, che dovevi... Che chi ecco, questo qui... sono gli alpini. Sì, allora, questo capitel è vicino all'argine del tagliamento a San Michele. Se si vende dalla Tisana si gira a sinistra per San Michele, dopo 200-300 metri i trovi questo capitel. Questo capitel l'ha visto la prima e la seconda guerra mondiale, ma prima di questo era una croce in legno e che Walter Orato aveva scritto una bellissima poesia, purtroppo scomparso qualche settimana fa, sindaco di San Michele, insegnante,
una persona di grande moralità, cioè che bisognerebbe imparare. E questo è il punto esatto, andò che è morta una certa Maria Driussi, giovanissima, che si trovava assieme a una cugina Angelina, che veniva dalla Tisana, che era un Wieners, verso le ore 11:38, era in mercato, era giusto c'è il giornale, e loro si sono trovati di sora il punto di cosa, si sono trovati di sora il ponte tra la Tisana e San Michele, e lì sono arrivati i bombardieri e hanno scominciato a buttare giù i bombi. In banda eri i tedeschi che li clamavi per rientrare, cioè perché era, e loro si invece convinti dalla gioventù, dai soldi, eccetera, una in bicicletta che l'altra a piedi, però è arrivata una scheggia e ha coppato la Maria Driuso. Lei morta proprio in quel punto che è il capitano. Grazie. Allora, siccome io sai, Davide, lo so che sono tante le fotografie, ci sono anche dei volti delle persone, se li trovi nel computer ce li fai, ecco qua. Questo è, ecco. Allora, questa cosa è me è una squadra di ballon, ecco, questo qui è allora, quando si cerca di ricostruire attraverso le testimonianze orali, succede anche che si trovi di fronte a tanti versioni, fatti, a tanti aspetti della vita, ma sì. Questo qui è ad esempio un aereo che è colato, un aereo inglese, neozelandese sembreresti, che è colato nell'isola Maura, a Malafiesta, che si trova a Facanusio e Malafiesta, però nella golena del tagliamento. Come territorio Sarisi non è San Michele, ma lì tutta la vita di questi casi che sono ancora lì, una casa, una famiglia, viene fatta attraverso Malafiesta, Villanova, la parrocchia, eccetera, eccetera. Lì, sui fatti di questo aereo, sono addirittura, che ho trovati io, sono 3 versioni che sono abbastanza differenti. Adesso vediamo il perché. È il punto che mi ha fatto portare a scrivere questa frase di Luigi Pirandello. Dite, se dal punto di vista storico non riesci a dare una motivazione, almeno cerchi di darlo dal punto di vista letterario. No? Perché è un po' il stesso problema di Biuzzo. No? Qualcuno ha detto che è stato morto, non è stato probabilmente, allora ho scritto questa frase qui, che è molto bella, di Pirandello. Una realtà non ci fu data e non c'è, ma dobbiamo farcela noi se vogliamo essere. E non sarà mai una per tutti, ma per sempre, ma di continuo e infinitamente mutabile. Sì, uno ne sono 100.000, va bene. Ecco, quindi... Allora, quella fotografia lì, cosa succede? Arriva... Quella di prima, Davide. Ecco, quella di prima. Quella in cui ci sono 7-8 uomini, ecco chi su chi sono i piloti, un di Sdodes che era da questo B-24, che è stato colpito, che dopo vedremo, secondo me è stato colpito un pochettino da una contraerea che viene la foto a Carbona. Questo aereo arrivava dalle parti della Valcellina, come chi vinse a voto, perché sopra del Ciampanilli di che giornata eri 4 usovis che la volta. Adesso andare stato un di quei 4 usovis, un certo Folador, che sarissi il proprietario di quel museo aeronautico che lei ha sentito a Pordenone. Sì. Ecco. Lui era un di quelli di Sora, ma lui era anche un esperto perché aveva anche un brevetto internazionale, seppur di aeronautica civile e non militare. E ha visto arrivare questo aereo dal Ciampanilli di Morsan, di San Vito, scusa, era SM-4, addirittura lui aveva visto anche il mitragliere, eccetera, mi ha detto, questo aereo dopo l'è stato visto da Odorico di Ramusiel, un personaggio, aveva 13 anni, quindi un'età che si capiva, era una staffetta partigiana, Risieri, no? E lui alla vista, alla proprio l'attacco di un caccia, che dopo hai anche la foto, di un caccia tedesco, di un Zovi, che l'ha intercettato l'aereo, ha tirato quella cosa sulla carlinga, però cosa che l'ha fatto? Lui, l'aereo ormai era finito quasi, alla volta, da giovane probabilmente, cosa che l'ha fatto? Ha voluto finirlo, si è spostato, ha l'esut nella visione della mitragliatrice e ha tirato e l'ha fatto, cioè ha colpito il caccia tedesco. Ecco, che il China, che il signor Chi, questo è un militare, no? Sì, questo qui
il comandante, il commissario superiore della zona di operazioni del litorale adriatico, è il comandante supremo Frédéric Ranier, che è il che l'ha organizzato tutta la cosa del litorale adriatico, che comprendeva le province di Udine, Gorizia, Trieste, Pola, Lubiana. Allora il territorio in cui dopo il 1943, che l'Italia ormai dopo l'8 settembre eccetera si aveva diviso una parte con la Repubblica Sociale e l'altra, e questo è il comandante. Mi questa foto, assieme ad altri che dopo vedremo, lei vuda da una collezione privata di Sandro Susanna, che è di San Giovanni di Cesarsa, e lui ha questa collezione, è tra le 10 collezioni private più importanti di tutta Europa. Quindi ha un patrimonio che è incredibile di documenti, eccetera. Mi piace conoscerlo, forse lo conosco, perché io sono stato un grande anno a Cesarsa, forse, ma non sono sicuro, bisogna che gli andino avanti, perché ecco, questi sono 3 documenti. Questi sono 3 documenti. Allora, quando i tedeschi sono arrivati per gestire questo Alto Adriatico, la prima cosa che si pone, perché sa, quando i tedeschi si mette a fare le robe bisogna sempre stare molto cauti, molto attenti. E loro lo sanno detto, Nantri viene a individuare assolutamente una figura storica per l'identità friulana, perché in questo modo viene la possibilità di migliorare il rapporto con la comunità friulana. E quindi viene un rapporto di rispetto, si spera almeno, da parte della popolazione. E viene individuato chi? Padre Marco, padre Daviano. A sinistra è il documento in cui fa riferimento a padre Marco Daviano, perché avendo firmato i Tux a Vienna, è il documento di Frédéric Ranier, è stata firmata a Klagenfurt, no? L'ordinanza, e quindi chi meglio, perché avevi provato con altri, però chi miei di padre Marco Daviano, tant che lì è scritto che loro sulla parte destra, che è un giornale dell'epoca, si vede. un giornale dell'epoca, lì è scritto che loro hanno messo la famosa lapide, che forse si trova tuttora nella casa di padre Marco Daviano. Ecco, mamma mia. E a basso è sotto, guardate, si vede che le dos frutti, la voce, perché? Perché loro hanno cercato di recuperare, oltre che la parlata, anche le tradizioni. C'è tutto l'aspetto antropologico, quel che vuoi, noi altri si dismentin. I tedeschi non se lo avevi dismentiato. Ecco. Grazie Lauro, andiamo avanti ancora Davide, vediamo, ecco qua. Arruolatevi, lavoratori, arruolatevi. È un manifestino questo. Sì, questo è un manifesto che veniva tutto nel territorio del Terzo Reich, perché loro avevi i militari in guerra, i militari da mangiare, armi da costruire, e pertanto mettevi fuori proprio questi manifesti di pubblicità per invitare i sovis ad arruolarsi e a lavorare in Germania. Vai avanti Davide. Questo ecco, chi opera in Germania, vi troverete bene, eccetera, eccetera. È il successivo o il precedente. Comunque, comunque siamo in tema. Siamo in tema dei 2 manifesti. Vai avanti Davide, ecco. Questo, chi è? Giuseppe Masato, che è di Tei, e a destra è Sofia. Chi los si trovi vicino a Berlino, in una fattoria agricola. Questo eri in Germania, a lavorare per l'agricoltura. Ecco. Ne hai ancora? Sì, ce n'è ancora, vero Davide? Ecco, questo è un altro documento. Questo è un documento di von Braun, che è risulta alla Luna. Beppi Masat, che è un personaggio, e questo non è un problema, lui era analfabeta, però era una persona di una sapienza e di una intelligenza incredibile, forse aveva ragione Andreotti quando diceva che in politica non è importante il titolo di studio,
ma importante è la sapienza, no? Perché chi vuole intercettare, a chi vuole intercettare dirà, ecco, è nato chi si trovi di fronte a una cosa di questo genere. Il von Braun era amico del proprietario dell'azienda, il quale insegnava all'Università di Berlino e aveva perso 2 figli perché erano volontari in guerra, e quindi questo Beppi Masata era diventato un po' così il punto di riferimento di Stuon. E quando von Braun assieme alla moglie eri ospite, la sera acclamavi Beppi per mangiare assieme, perché era un personaggio che era straordinario della battuta. Certo, perfetto, certo. Grazie. Grazie all'amico e in questo caso allo studioso, al ricercatore storico, insomma alla persona che per tante diverse ore al giorno sfoia i libri, scrive, nota, tira fuori e dopo si pubblica e dopo si raccoglie. Ecco, questa è una lettera? Sì, è una lettera questa. Io la vedo di lontano perché il monitor è lontano, comunque è una lettera, sì, probabilmente riguarda il tema, riguarda la. Allora chi date si trovi di fronte, se andate a vedere il titolo del libri, per non dimenticare, storia locale dal 43 al 47, non si viene fermasse al 45, perché? Perché come mai siete tutti in avanti? Come mai? Allora, a un certo momento non si capisce bene il motivo per il quale a Sussolins, da che vi visto il il monumento, il carro e la bandiera. Ecco, in realtà è una frazione che è una parte di Cordovat e una parte di Tei, e lì era il confine del Terzo Reich con la Repubblica Sociale. Il confine che troviamo in cui è la fotocopia di quel che aveva fatto il Terzo Reich. Allora, cercando da capire il perché, si imbatté ecco qui, che si scomincia, in una richiesta da parte della Costituente e in particolare della Sesta Commissione, che era presieduta da Giuseppe Sarga, quindi dopo arriva Presidente della Repubblica, il quale chiedeva ai consigli comunali di deliberare e i sindaci se volevi col Friuli o restare col Veneto. Il sindaco di allora, che era stato anche un capo partigiano della brigata Iberati, la quale operava sia nel Portoguarese che nel Sanvitese, al punto che nei libri metti in tutta una serie di azioni che sono state fatte dai partigiani di qua e di là degli attuali confini, ma perché non era confine che la volta era tutto un. E quando mi si è trovato di fronte a questa roba, a me è venuta spontanea la curiosità di capire quella che era la motivazione che è stata data. Ecco. E allora la motivazione, perché dite, può darsi che vedi anche conosciuto, sicuramente dite qualche consigliere comunale di quel periodo, e soprattutto capire appunto il perché della decisione da sì con il Veneto e non con il Friuli Venezia Giulia. Sì. Anche perché tutta quanta era già divisa tra Repubblica Sociale e Terzo Reich, gli unici che lavoravi assieme erano i partigiani, no? I gruppi partigiani, che facevi solidarietà, lavoravi in sinergia, e volevi capire il perché e vai e cerchi, non trovi la delibera, perché a un certo momento avven proprio da perfetto, chiamiamolo così, mandato in comune che la risposta deve essere data non dal sindaco ma da una delibera del Consiglio Comunale. Allora vuoi trovare questa delibera del Consiglio Comunale, non la trovi, la cerchi dappertutto assieme anche al bibliotecari eccetera, non la trovi, però il non trovarla non significa che non chi sei, già. Nel senso che poi si è stata persa, poi si è stata distrutta, chissà comunque cosa. Era di qualche Però cosa succede? Chi trovi il brogliaccio delle delibere? Trovando del brogliaccio delle delibere, che la volta avevi una meticolosità, lo scrivevi con la calligrafia, no? Cioè con una precisione incredibile, e lì sono riportate tutte le delibere, e lì questa delibera non c'è. Quindi la delibera, la comunicazione che viene data alla Costituente, che il 17 gennaio 1947 il Consiglio Comunale chiede alla Costituente di rimanere con il Veneto, non c'è, non esiste. Bene.
Ecco, e Questa quindi è un'altra notizia. roba, Molto. cosa che mi porta quest'anno a verificare, anche perché ormai è facile, 1947, mese di gennaio, da sia Viodi, anche nei comuni come San Michele, cosa che è succeduto, Sì, Fossalta, benissimo, su che bene. confini. Di qua a un po' di tempo ti vengi a contare qui. Sì. Ecco, ci sono dei volti ancora, abbiamo visto i documenti, Sì. ci sono dei volti, questa è più recente. Sì, no? questa è recente, questa foto è il di che vi presentato i libri, Il volume. Lo vi presentato a Villanova della Cartera. Sì. Perché Villanova della Cartera è abbastanza, cioè, è aderenti nell'asse del tagliamento, andò a Sovnius molte cose, ad esempio anche quella che si vedeva prima dei piloti e sono stati salvati, ecco una versione, perché chi che mi ha dato la fotografia mi ha detto, Lauro, chi su chi io 15 anni fa i fioi di chi su piloti sono venuti a Morsagno e ospitati a casa me e chi su si sono salvati. L'unico che non si sa chi calè alle un, che dopo essere servito a destra, che è per il che probabilmente o è un partigiano o è un inglese, perché dopo dovevi portarlo a Bibione perché arrivavi le motovedetti, le cose, arrivavi delle barce eccetera per portarlo via, perché il pilota è più importante di un aereo, Sì. che lo torni fa il pilota Sì, ma la persona no. Quindi vi fate la presentazione, l'abbiamo fatta durante la processione la processione della Madonna addolorata di Villanova della Cartera, che è una delle processioni storiche di quella comunità. Perché vi si la Madonna addolorata? Perché vi fa la messa, il monumento, il ricordo di tutti i caduti, senza distinzione, quando uno le muore non le più né italiano né todale, e là e via. Ma ci mancherebbe. E l'abbiamo fatta perché la Madonna Addolorata, picchi di lì, Sì. rappresenta tutte le mamme che sì. hanno sofferto, eccetera. Sì. E chi è importante, perché va bene, viene il prete, viene il sindaco, Sì, so io, sì. ma è importante che sta parlando. Adesso, come si, adesso mi sfugge il nome in questo minuto. Gabrio. Che signor lì, dai, che signor lì. Questo signor che è dall'ente Friuli del Mondo, è il fondatore del Fogolar Furlan di Mosca e di Kiev. I suoi fiori sono ancora a Mosca. Kiev, chiaramente, il Fogolar Gabrio Piemonte. Il Fogolar Furlan non le P, perché chiaramente, insomma, no. Però, perché il Luvin clamat a portare questa testimonianza? Perché uno dei motivi che ne ha portato a fare questa pubblicazione è l'idea, ne è venuto quando la Russia ha bloccato le navi per trasportare i generi, per trasportare il grano. E lì ne è tornato in Minsk nel 1946, quando Stalin la fa morire di fame 7 milioni di ucraini. Mamma mia. Grazie Lauro. E vinciamo un minuto e mezzo. Davide, hai ancora qualche foto? No. Vediamo il frontespizio. Ecco, chi sta qui dei piloti? Questa. Sì, questa dei piloti. Ecco questa, sì, dai. Perché se si vede quella dei piloti, si vede da Dreu, che sono i filari della vigna come che l'aveva in Adria, che è l'alta, non che la francese. Andai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, chi non sono tutti, perché qualcuno sicuramente ma perché cosa che dicevi? Dicevi che tu, chi piloti, eri muars perché avevi ciappafou. Ma io mi ricordo di mia madre che mi diceva che quando era collato l'aereo, perché mia madre aveva una nuova cartera ma la fiesta, quindi da lì, tutte le femmine avevi a cioi il tessuto, la seta del paracadute. Sì, ma se la ciappafou, cosa che avevi? La seta, appunto. Allora, cosa che mi è venuto, che hai pensato? Perché quando il fotografo, che mi ha dato la fotografia, mi ha detto, guarda, che i fioi di chi su piloti 15-20 anni fa, io hai aspettato io a casa me, perché alle mie suocero, che io a Salvasca si viola a casa, andò subito dopo un Monsanto su e cavalca via, come che si fa a dire, a non credi? E a destra, che dicevi prima, che lì è l'unica persona che non è stata individuata. Che è sentata in banda, che lì probabilmente è quel che io ha portato, verso il mare per raggiungere.
ascolta, e vi finire Lauro, allora, siccome è una puntata specialissima anche per me, ritorniamo a salutare la Cecilia. La Cecilia, Dai, ce l'ho. la Ecco Cecilia, mamma mia, grazie, e difatti anche dopo, adesso questo lo posso dire, che appena fatta l'intervista, ma che dite, Scaini, sotto, è la parente di cosa, che dite, è la parente di, sì, sono così, eccetera, non me se l'è di qua. La Cecilia. Ecco, la Cecilia. Che sta di fronte, lì che era la casa dai nonnos, di fronte, lì, di là dalla strada, là in banda, il dopolavoro. Mamma mia, voi vi fate così, un bussate alla Cecilia e un saluto affettuoso anche al professor Beppino Giuseppe Scaini, che lei me barbe, adesso lei sta con noi, ma allenate anche lui, perché c'è lì. Grazie Lauro, oggi mi hai imberdeato, a sinistra fulano, mandi, vive il Friuli. Mandi.